Le fiamme sono scoppiate intorno alle 14:30 in uno stabile in disuso utilizzato abusivamente come ricovero dai senza tetto. In un attimo si è alzato un fumo nero e denso ed il fuoco ha avvolto i materassi al primo piano e tutta l'immondizia che si trovava accatastata. Sul posto si sono precipitate numerose squadre dei vigili del fuoco, 6 mezzi e 18 operatori. Una corsia di via Fratelli Bandiera a Marghera è stata chiusa per permettere l'intervento dei pompieri. Ad innescare l'incendio forse il fuoco acceso dai senza tetto per scaldarsi oppure un mozzicone di sigaretta lasciata accesa. Fra l'altro sono state rinvenute all'interno del capannone alcune bombole di GPL. All'arrivo dei vigili del fuoco nello stabile non sono state trovate persone, forse sono scappate alla vista delle fiamme. Fino a sera sono andate avanti le operazioni di smassamento di tutto il materiale coinvolto dal fuoco per escludere la presenza di ulteriori focolai. Sul posto anche la Polizia di Stato. A Favaro un altro incendio, questa volta le fiamme si sono sviluppate al primo piano di un'abitazione. I vicini che hanno subito visto il fuoco si sono precipitati nella casa ed hanno messo in salvo l'anziana. Subito dopo sono giunti i vigili del fuoco con 3 mezzi, tra cui l'autoscala e 9 operatori che hanno domato il rogo. La donna è stata visitata dai sanitari del SUEM 118 e portata in ospedale a causa del fumo inalato. Le cause dell'incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.